In che 22 mars il secondo intreg di primavera, ma per Milan, che si vede piazza 5 giornate in una fotografia di un bel po' di tempo fa, diversi decenni fa direi, perché si conclusero le 5 giornate di Milano. Infatti c'è anche il corso 22 marzo, quindi le 5 giornate di Milano dal 17 al 22 marzo. Questa è una stampa antica che raffigura i combattimenti della lotta dei milanesi per cacciare gli austriaci, ma 22 è anche appunto il secondo intrek primavera, perché il 20, tra il 20 e il 21 che sta l'equinozio di primavera quest'anno è stato il 20. E il di prima l'era San Giuseppe, l'origine di Isep in milanese, quindi San Giuseppe, questa è la statua che c'è, è esposta in chiesa d'Uniano. Dunque una buona primavera a tutti quelli che piace la primavera, una buona primavera anche ai milanese e una buona primavera ai papà e a quelli che si chiama Giuseppe e Giuseppina. Tanti auguri a tutti. Ciao ciao, buona primavera.